torna il fascino del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia. Il 20 maggio la Carovana Rosa arriverà con la tappa inedita ricca di fascino e dagli alti contenuti sportivi che si snoderà da Palmanova a Cividale. La tappa friulana unisce due delle più belle località della regione, Palmanova e Cividale. Città ricca di testimonianze, di una storia antica, unite dal filo conduttore dell'UNESCO. Una tappa considerata molto selettiva grazie alle differenze altimetriche previste e alle strade piene di tornanti. L'ennesima occasione per dimostrare all'Italia come la gente del Friuli sia fedele alle tradizioni e al territorio, regalando agli appassionati di ciclismo e in particolare al Giro d'Italia un'altra memorabile emozione. La Palmanova Cividale propone corridori, team, carovane, con un percorso che valorizza la storia di questa terra, l'unicità dei paesaggi friulani, che permettono di accendere i riflettori su una piccola patria, svelandone un patrimonio di ricchezze che la rendono davvero speciale. La città stellata e quella longobarda, ma anche le valli del Natisone, si preparano così ad accogliere per la prima volta i ciclisti lungo un percorso di 170 km piuttosto impegnativi, complice la presenza di 4 Gran Premi della montagna, ma in grado di offrire grande pathos sportivo. Noi quest'anno abbiamo una tappa tutta friulana, non si parte da altre località ma è tutta nel Friuli, è una specie di ottovolante che va a inserirsi in un territorio purtroppo molto sconosciuto come le valli del Natisone e le valli del Tore, che si pensa siano molto lontane ma sono a 2 passi da Udine. Proprio per le problematiche di sicurezza che ho detto prima si va nei minimi dettagli, si va a cercare di risolvere un sacco di problematiche. Una tappa viene programmata circa 1 anno e mezzo, 2 anni prima, poi una volta assegnata c'è un grande lavoro e qui vengono coinvolte le istituzioni territoriali. Hanno sempre risposto, non solo questa volta, ma in tutte le edizioni che io ormai siamo qua, 15ª, 16ª tappa che organizzo, e quindi c'è alle spalle una grande condivisione e la volontà di promuovere il territorio. Sicuramente è una tappa molto impegnativa, molto difficile, non solo per le salite, ma anche per le discese che sono molto veloci, mentre le salite hanno strade strette, le discese hanno strade molto larghe e consentono velocità enormi. Su strade asciutte si possono conseguire determinati risultati, su strade bagnate la pericolosità aumenta. Abbiamo quasi 3.450 metri di dislivello, è come un tappone alpino. Non abbiamo la grande salita, ma abbiamo 4 salite molto impegnative. La prima è il Mataiuro Monte Maggiore, che si vuol dire, la seconda è la salita di Drenchia, la terza è Porzus e la quarta è Canal di Grivò. Salite tutte inedite, percorse per la prima volta dal Giro d'Italia. Ecco, qui mi piace sottolineare un elemento. Tutti i comuni si sono dati da fare, e in particolare logicamente la sede di partenza e la sede di arrivo. Per esempio a Palmanova il 19, speriamo sempre nelle condizioni meteorologiche, per la prima volta si esibirà nella piazza che si presta, che quindi è un contenitore eccezionale, si esibirà la Carovana del Giro, e quindi è uno spettacolo. A Cividale nelle valli ci sarà la Notte Rosa, con tutta una serie di eventi e di manifestazioni. Direi che le valli si sono mosse e questo è una sottolineatura che faccio con molto piacere. Comunque il 19 ci sarà la Notte Rosa e teniamo presente poi che anche il sabato ci sarà Ciclo Gusto, che è fatto per le famiglie perché si andrà per colli e colline della zona, e domenica c'è la Gran Fondo Giro d'Italia, dove abbiamo già circa 1.200 iscritti e si pensa di arrivare di più, in gran parte provenienti da fuori regione. Ma i lavori sono in corso, non dico che sono ultimati, ma li stiamo ultimando. Evidentemente il Giro del Centenario rende appetibile ancora di più questa manifestazione, perché i 100 anni si celebrano. Io credo che sia un'occasione molto ghiotta quella di abbinare, ripeto, un ambiente straordinario che è quello delle valli, il fascino di Palmanova e del suo territorio, in una tappa che permette di vedere più volte i corridori che si snodano anche in un tipo di circuito. Io spero proprio che tutto vada bene, è il più bel risultato
che posso avere alla fine è che nessuno si sia fatto male, poi il resto lo vedremo.